figli di Cagliari e figli di Sardegna, questo è il momento prezioso del duplice incontro che ha dato motivo alla nostra venuta da Roma a questo santuario della Madonna di Bonaria. Duplice incontro: primo, quello della nostra umile persona, del Papa, con il popolo sardo; secondo, quello nostro e vostro con la Madre di Cristo, Maria Santissima, che in questo luogo storico e sacro è venerata da 6 secoli come la speciale patrona della città di Cagliari e dell'isola di Sardegna. Siamo venuti per tutti, ma a noi piace rivolgere il nostro particolare pensiero adesso a voi, pastori della Sardegna. Voi pastori sembrate essere ancora i rappresentanti tipici della popolazione rurale dell'isola. Ci hanno detto che qualcuno di voi voleva venire a questo incontro con noi guidando le sue pecore. Voi ci avreste raffigurato al vivo la scena evangelica del buon pastore, ricordando così a noi il primo dei nostri doveri, quello della cura pastorale. Poi vogliamo salutare i minatori della Sardegna. Noi guardiamo a voi, minatori, con ammirazione e con intimo rammarico d'essere a voi tanto inferiori nella scala della sofferenza, che come seguaci ed araldi della croce dovrebbe essere pure la nostra. E salutiamo poi i pescatori. Ecco un altro mestiere che il Signore ha voluto additare ad esempio del nostro ufficio apostolico. Pescatori erano i primi discepoli del Signore. Pescatore era Simone, poi da lui chiamato Pietro, senza che con ciò fosse cambiato il simbolo dell'attività alla quale doveva essere dedicata la missione di Pietro e del fratello Andrea, e quindi ancora oggi la nostra. Venite con me, ha detto Gesù, io vi farò pescatori di uomini. Ma vi è un'altra categoria di persone che noi vogliamo espressamente salutare. Sono gli emigranti dalla Sardegna qui oggi rappresentati. E finalmente, guardando questo magnifico panorama e le navi distese davanti a noi, salutiamo la gente del mare, oggi qua convenuta. Quali sconfinati orizzonti voi aprite dinanzi al nostro pensiero? Gli orizzonti del mare, gli orizzonti dei porti e delle città marinare, gli orizzonti dell'umanità che affida alle onde il proprio destino per navigare, per lavorare, per trafficare, per esplorare, per tessere fra gli abitanti della terra relazioni di ogni genere. Ed eccoci allora, fratelli tutti e figli carissimi, eccoci davanti a Maria per il secondo e principale incontro che ci ha chiamati oggi a questo santuario della Madonna di Bonaria. Dobbiamo non solo riconfermare il culto che per 6 secoli ha fatto di questo santuario
un punto, anzi un ponte di spirituale contatto delle genti sarde e degli uomini del mare con la benedetta fra tutte le creature, Maria Santissima, Madre di Cristo secondo la carne e Madre spiritualmente nostra. Cristo a noi è venuto da Maria, lo abbiamo ricevuto da lei, lo incontriamo come il fiore dell'umanità aperto sullo stelo immacolato e virginale che è Maria. Così è germinato questo fiore. Come nella statua della Madonna di Bonaria, Cristo ci appare nelle braccia di Maria, è da lei che noi lo abbiamo, nella sua primissima relazione con noi. Come è dolce, come è consolante avere Maria, la sua immagine, il suo ricordo, la sua dolcezza, la sua umiltà e la sua purezza, la sua grandezza davanti a noi, che vogliamo camminare dietro i passi del Signore. Ella è la nostra alleata, è la nostra avvocata, ella è la fiducia dei poveri, degli umili, dei sofferenti, ella è perfino il rifugio dei peccatori. Ella ha una missione di pietà, di bontà, di intercessione per tutti. Ella è la consolatrice d'ogni nostro dolore. Ella ci insegna ad essere buoni, ad essere forti, ad essere pietosi per tutti. Ella è la regina della pace, ella è la madre della Chiesa. Ricordate tutto questo, figli della Sardegna e uomini del mare, e non dimenticate mai di guardare alla Madonna come alla vostra massima protettrice. Su Signore si donga dogna gozu, si dona et paxi, si benedixa ta, Virgine Maria.